Buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Tutta l'Italia va verso nuove strette anti-Covid. Oggi l'esame dei dati sul contagio e da lunedì metà Italia si ritroverà in zona rossa. La stretta prevista sulla base del parametro dei 250 casi su 100.000 abitanti è attesa con decreto legge. Per domani lo schema dei nuovi provvedimenti è stato deciso nel corso della riunione della cabina di regia e sarà approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Probabile che siano fissate limitazioni in tutta Italia da zona rossa per il weekend di Pasqua. E intanto il virus in Friuli Venezia Giulia corre a velocità doppia rispetto al resto del paese, lo dice il monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal quale emerge anche come la nostra regione sia terza in Italia per percentuale di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. Il Friuli Venezia Giulia è la regione in cui nell'ultima settimana si è registrato in percentuale il maggior incremento di nuovi contagi in Italia, più 38% rispetto alla media italiana del 18%. Il virus nel nostro territorio corre a velocità doppia rispetto al resto del paese. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale effettuato dalla Fondazione Gimbe. La maggior parte degli indicatori risulta in peggioramento nel periodo compreso tra il 3 e il 9 marzo. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti toccano quota 1012 e sono ancora sopra la soglia di saturazione, al 34%, i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. La Fondazione Gimbe sottolinea come il contagio avanza in tutta Italia, con tutti i numeri in aumento nell'ultima settimana. Sul fronte dei vaccini, relativamente alla consegna, a 3 settimane dalla fine del trimestre, Gimbe evidenzia come manchino all'appello più della metà delle dosi previste. Il Friuli Venezia Giulia è terza in Italia, dopo Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento, per percentuale di cittadini che ha completato il ciclo vaccinale, il 3,7% rispetto alla media nazionale del 2,9%. Nella nostra regione sono state somministrate sia la prima che la seconda dose del siero al 5,7% della popolazione over 80, nel resto del paese la media è del 5,2%. La Fondazione Gimbe chiede che siano decise nuove restrizioni in base a dati ed evidenze scientifiche, senza interpretazioni opportunistiche, afferma il presidente Nino Cartabellotta, e in nome di un vero rilancio economico del paese. E a proposito di vaccini, le somministrazioni medie nella nostra regione sono passate dalle 1.400 dosi giornaliere di gennaio alle 2.200 al giorno di febbraio, fino alle oltre 3.300, sempre quotidiane, nei primi giorni di marzo. Si prevede a breve di attestarsi su una potenzialità di oltre 7.000 dosi con l'apertura delle sedi extraospedaliere distrettuali sul territorio regionale, ciò sulla base delle forniture disponibili. Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardi, rispondendo all'interrogazione in Consiglio regionale. La capacità vaccinale, ha spiegato, è incrementata progressivamente in coerenza con la disponibilità dei vaccini. In ogni caso sta proseguendo ed è stata avviata a domicilio per gli over 80. Finora, secondo l'aggiornamento diffuso da Riccardi, complessivamente sono state somministrate oltre 142.000 dosi delle 170.000 consegnate. Ad oggi 70.000 over 80 su 108.000 hanno chiesto di essere vaccinate prenotandosi nelle agende del sistema sanitario regionale e di questi già più del 30% è stata somministrata la prima dose. Il vicepresidente ha infine ricordato che delle oltre 300 unità di personale aggiuntivo per le somministrazioni in regione sono state assegnate meno di 50. Il municipio di Porcia deve fare i conti con la positività di alcuni dipendenti. Il Dipartimento di Prevenzione è intervenuto con uno screening su tutto il personale. Oggi è stato chiuso in via precauzionale l'ufficio urbanistica, in attesa di altri sviluppi. Il Covid entra in municipio a Porcia. La positività di alcuni dipendenti, tra i quali qualcuno con sintomi, ha fatto scattare lo screening da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Negli ultimi 4 giorni abbiamo avuto 4 casi di positivi. Ho sentito il Dipartimento di Prevenzione, che ringrazio nuovamente per l'intervento tempestivo. Ieri abbiamo sottoposto a tampone rapido tutti i dipendenti presenti in municipio. Fortunatamente l'esito è stato negativo, ma c'è un tempo di latenza, ci hanno segnalato, di 4-5 giorni nei quali potrebbero emergere dei sintomi. Abbiamo avuto nel frattempo, nelle ultime 24 ore, altri casi e per 10 giorni terremo sotto controllo, in quella che viene chiamata un monitoraggio attivo, se ci sono sviluppo di sintomi. Intanto una parte degli uffici sarà chiusa almeno fino a lunedì. Abbiamo deciso di chiudere l'ufficio edilizia urbanistica
sicurezza e ambiente. Questo in attesa che il Dipartimento di Prevenzione ci dia ulteriori indicazioni per il futuro. Quindi se ci sono dei disservizi in questi giorni, avviso tutta la popolazione, le imprese, i professionisti che è dovuto a questo controllo precauzionale sull'intero municipio. L'attenzione sugli sviluppi della situazione resta massima. Prima scritte antifasciste apparse sui muri delle case, poi la scorsa notte a Castiglione di Strada la vettura della madre superiore della scuola dell'infanzia è stata data alle fiamme, c'è sconcerto in paese, ovviamente preoccupazioni tra le religiose. Paura nella notte poco prima delle 2, quando nella scuola dell'infanzia di Castiglione di Strada, una realtà storica di 120 anni gestita dalle suore dell'Ordine delle Giannelline, qualcuno ha spaccato il finestrino della Fiat Punto in uso alla madre superiora. La vettura era posteggiata all'interno della struttura educativa, vicino alle aule dove vengono accolti i bambini, 60 in questo periodo. I malviventi hanno lanciato un mattone contro il cristallo anteriore e poi hanno versato del liquido accelerante all'interno dell'abitacolo per poi darlo alle fiamme. Si tratta del carburante lasciato dall'addetto alla Polizia del Verde in prossimità dell'ingresso della scuola dell'infanzia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato l'incendio. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la vettura è andata completamente distrutta. Il sindaco Ivan Petrucco ha raggiunto questa mattina le suore, molto spaventate per l'accaduto. Nessuno riesce a comprendere infatti chi possa aver preso di mira le religiose. Solo ieri mattina erano comparse, sempre a Castiglione di Strada, delle scritte antifasciste sulle mura di alcune case disabitate. Qualcuno ha albergato nella notte simboli con facce martello, scritte cirilliche e in lingue balcaniche. Su entrambi i casi indagano i carabinieri della compagnia di Latisana, allertati dal sindaco. Poco spazio vitale, scarsa reazione e pulizia. Venivano trasportati in queste condizioni 13 cuccioli di maltese sequestrati dalle Fiamme Gialle di Portogruaro, che hanno denunciato 2 persone. 13 cuccioli di maltese, alcuni non ancora svezzati, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della compagnia di Portogruaro, che hanno controllato un'auto con targa italiana e un furgone con targa estera provenienti entrambi dalla Romania, in sosta in una stazione di servizio della zona del Portogruarese. Nel bagaglio della vettura 2 piccole scatole di cartone, all'interno delle quali c'erano 13 cuccioli di maltese trasportati in condizioni non idonee, poco spazio vitale, scarsa reazione e pulizia. Il veterinario del Servizio Sanitario Pubblico non ha rilevato alcun chip identificativo sui cuccioli. Sulla scorta così delle direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Pordenone, i militari hanno sequestrato i cani, poi affidati al canile sanitario Villa Electra di San Donà di Piave. I 2 uomini sono stati invece denunciati all'autorità giudiziaria di Pordenone per traffico internazionale di animali e maltrattamenti. Ha richiamato un cliente dopo averlo sorpreso tra le corsie del supermercato senza mascherina e per tutta risposta questi gli ha sputato ripetutamente in volto. È successo a un addetto della sicurezza che è stato ricoperto di insulti e di ingiurie dall'uomo. L'episodio purtroppo non nuovo alle cronache locali, è avvenuto ieri pomeriggio nel punto vendita Prixti, Borgo Stazione in via Leopardi a Udine. A reagire male all'invito di indossare la mascherina un giovane è entrato nel market in compagnia del suo cane. Dopo gli sputi e le offese, il giovane è scataiolato fuori dal punto vendita senza pagare la merce che aveva con sé. Tutta la scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. La registrazione è stata messa a disposizione della questura di Udine. La vittima dello sputo, stante anche lo stato di massima allerta e pandemia Covid-19, ha chiesto al datore di lavoro l'attivazione del protocollo sanitario sua tutela. Ecosistema Scuola, il dossier nazionale presentato annualmente da Lega Ambiente, promuove le città friulane e le nomina più volte, considerandole virtuose per l'attenzione dedicata sia agli edifici scolastici che alla qualità dei servizi. Nel 12,2% degli edifici scolastici del Friuli Venezia Giulia non è stata ancora effettuata la verifica di vulnerabilità sismica e solo il 6,1% ha eseguito interventi in tema di risparmio energetico. I dati emergono da Ecosistema Scuola 2021 presentato da Lega Ambiente nel momento in cui si sta ripensando l'Italia pianificando gli investimenti delle risorse del Recovery Plan, di cui l'ultima versione prevede per l'edilizia scolastica 6,8 miliardi di euro.
È un'occasione per riflettere sul ruolo fondamentale della scuola, che non deve essere considerata un posteggio, spiega Karen Bori, referente regionale di Legambiente per scuola e formazione, ma va rivalutata come presidio e su quello che può offrire, ricreando la comunità educante. Nel dossier, fra le città nominate più volte per essere virtuose, vi sono Gorizia, perché si è particolarmente impegnata sulla verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici, ne ha controllato i solai e ha costruito scuole nuove, seguita da Udine, che da qualche anno sta investendo nell'edilizia scolastica, e da Pordenone, dove la qualità media dei servizi come mense e palestre e di progetti come il Piedibus è più alta rispetto al dato nazionale. Legambiente ha lanciato al nuovo ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi un appello affinché le scuole diventino protagoniste della transizione ecologica per contenere anche l'abbandono scolastico evidenziato da Save the Children. Un progetto nazionale che mira a valorizzare il contributo del settore primario alla crescita sostenibile del Paese assegna un importante riconoscimento all'azienda agricola De Claricini Dornpacher di Moimacco. L'azienda agricola De Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco è stata riconosciuta tra le 100 più virtuose d'Italia per sostenibilità ambientale nell'ambito della prima edizione di Agricoltura 100, progetto avviato da Reale Mutua e Confagricoltura. Sono state 1850 le imprese che hanno partecipato al progetto, che punta a valorizzare il contributo dell'agricoltura alla ripresa e alla crescita sostenibile del Paese. L'azienda De Claricini Dornpacher oggi è totalmente vocata al sostentamento della fondazione omonima, nata 50 anni fa a fini culturali e che oggi è amministrata da un consiglio designato dal Comune di Cividale, dall'Università di Udine, dalla Fondazione Friuli e dall'Accademia Udinese di Scienze, Lettere ed Arti, presieduta da Oldino Cernoia. Intorno alle mura della villa seicentesca si trovano gran parte dei 12 ettari di vigneto, oltre 150 ettari di seminativi biologici. La cantina ottocentesca, da poco restaurata, custodisce i vini della tradizione enologica friulana. Oltre alla produzione e vendita di vino, l'azienda coltiva e vende orzo e farro decorticati, farina e pasta di farro e di grani antichi. L'aspetto più importante del nostro lavoro, afferma Paolo Dolce, direttore dell'azienda agricola, è preservare la vitalità del terreno. È tutto per questa edizione, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito, arrivederci.